Il Consiglio regionale vuole valorizzare anche autori locali del Veneto che lavorano sul territorio. Lo facciamo su un tema liberi di obbedire, che è un tema legato alla manipolazione, spesso la manipolazione politica e la manipolazione culturale, che non va vista nel senso negativo del termine, ma soprattutto come si rapporta il politico, ad esempio, con la propria comunità, con il consenso e la gestione del consenso stesso, che è espressione di democrazia. E quindi ringrazio gli autori per il tempo dedicato e spero che i veneti possano leggere questo libro per capire anche alcune figure centrali della politica veneta come gestiscono il proprio consenso. Come si presenta il manipolatore? Come il salvatore, come quello che si prenderà cura di te, che ti darà forza, su cui potrai appoggiarti. Oppure come vittima, ah, povero me, oh, povera me. E allora, perché poi, una volta conosciuti questi, le persone rimangono? Rimangono perché hanno paura, perché ricordatevi che la persona molto spesso preferisce essere sicuramente infelice piuttosto che correre il rischio di essere libero. E la libertà fa paura. La parte che ho curato è quella che riguarda la politica, perché è un libro che parla del potere. Il potere è anche la politica, quindi mentre la mia collega si è occupata delle parti delle relazioni, io ho preso anche alcuni profili proprio per rendere più evidente come si declina la manipolazione nel potere contemporaneo in Veneto. E ho scelto tre figure che conosco, quindi Luca Zaia, Francesco Rucco e Giacomo Possamai. Essendo vicentino ho scelto il sindaco e l'ex sindaco della mia città. E sono tre forme di manipolazione molto diverse, ma tutte e tre con una fortissima componente emotiva. C'è molta poca politica, c'è molto poco di ideologia o di appartenenza. È una forma di manipolazione che genera consenso e che si gioca attraverso il tipo di rapporto che ognuno di questi leader prova a stabilire con il cittadino, con l'elettore. C'è quello più amichevole, più ammiccante di Zaia, c'è quello che disinnesca il conflitto di Possamai e c'è quello che ti rassicura di Rucco. Sono tre forme diverse ma che hanno tutte il filo conduttore proprio della emotività.